Grazie signore e signori, grazie. La terza edizione della Fiuma più o meno si è quasi conclusa, abbiamo ancora uno spettacolo oggi, è stata una buonissima edizione, abbiamo proposto tutte cose nuove, sempre inerenti al teatro di figura, come è regola della Fiuma, quindi teatro di figura, burattini, marionette, pupazzi. Non abbiamo avuto ombre cinesi, però vabbè, non tutti gli anni riusciamo ad avere proprio tutte le tecniche. Però abbiamo avuto delle cose molto particolari, tipo questa cosa che fa Gottardi in una piccola tenda dove ci stanno 12 persone e fa uno spettacolo molto particolare, appunto, di pupazzi su nero, quindi insomma interessante. Poi abbiamo avuto burattini in quantità, io ho fatto uno spettacolo di tecniche miste dove c'era anche questa signora qua che vedete alle mie spalle. E poi c'è stato un arlecchino molto bravo, Lucia Schierano, sotto un sole incredibile, e quindi niente, il pubblico fortunatamente ci segue sempre, è molto numeroso, siamo soddisfatti, la cosa è andata bene, insomma. Speriamo di riuscire a continuare sempre su questo binario. Dico a tutti o non ci sto, dovrà essere perfetto, neanche l'ombra di un difetto. Sì, io pretendo sia così, il migliore per davvero che io possa andarne fiero. La rassegna si conclude con uno spettacolo del Teatro del Drago, che è una compagnia storica da generazioni burattinai, hanno materiali anche 800, quindi hanno delle cose veramente interessanti, burattini tradizionali emiliani, e secondo me insomma si conclude molto bene, degnamente, nel senso con una vera famiglia di burattinai da generazioni, che ormai è molto difficile trovare famiglie che ancora portano avanti la tradizione con i materiali proprio dei bisnonni e delle generazioni precedenti. Diletti cittadini lombardi, mantovani di tutto l'orbe terraqueo e lunatico e dei paesi circonvicini, cari miei ragazzuoli, cari miei bambini, care le mie bambine, signori e signore, dame, damigiane, damigelle, fiascatelle e tagliatelle. Sono Mauro Monticelli della compagnia Teatro del Drago di Ravenna, è una famiglia d'arte di burattinai e dei marionettisti che lavora in questo settore da 5 generazioni, quindi prima di me era burattinaio mio padre, prima ancora il mio nonno, il bisnonno e il trisavolo. Oggi siamo qui a San Benedetto Po per fare uno spettacolo di burattini tradizionali, io e mio fratello Andrea Monticelli. Ascoltami bene, questa notte vado a letto, ma no, questa notte hanno rapito mio figlio. Ho rapato suo figlio, Ma che rapato? Rapito. Ho detto rapito, Sandrone. Sì. Allora fai una cosa, vai subito a cercare il mio figlio al mare.